scappa. Che ci sta a fare? Applauso ai nostri ragazzi, bravi, ospitato, ha già permesso a voi di giocare in un campo bellissimo, e poi anche ci farà a cui facciamo più un sentito grazie per l'ospitalità. Grazie più a voi per la preferenza che ci avete dato e spero che siamo stati all'altezza delle competenze che hanno partecipato e tutti i genitori. Colgo l'occasione di ringraziare anche tutto lo staff tecnico della Cigiro Veganese Furgo Salzano, che è sempre pronto e presente. Grazie mille. Allora, sempre in maniera perfetta. Ringrazio i collaboratori della Federazione Italiana Gioco Calcio settore giovanile, saluto volentieri tutti i ragazzini, spero che tutti diventino dei campioni, ma probabilmente non sarà così, ma spero comunque che attraverso il gioco del calcio tutti ringrazio, sono presenti massicciamente, ringrazio della scelta di fare sport ai loro figli, in particolare un gioco di squadra come il gioco del calcio, che è il più amato, lo diciamo, giochiamo in casa, quindi lo diciamo che è il più amato. E una riflessione ai genitori, ricordiamoci sempre che le partite qua non sono per voi, i calciatori, ma anche una formazione etica che, come dicevo prima, servirà per il loro futuro. Ai genitori, noi consegneremo adesso a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa manifestazione regionale un manualetto a fumetti di semplice lettura che noi diciamo sempre: leggetela prima voi, ma poi immediatamente passatela ai genitori, perché io dico sempre, mi ripeto, un bambino quando nasce non nasce mai cattivo, se per caso diventa cattivo. beh, se la società ha un piano sportivo splendido al quale manca la tribuna coperta, ma penso che il nuovo assessore al quale diamo la parola forse provvederà. La ringrazio.
Intanto buongiorno a tutti, io sono il nuovo assessore qua del comune di Sezzano, conosco bene la nostra società, la Folgore Veganese, quindi so come questi ragazzi e questi dirigenti lavorano. Io posso fare i migliori auguri e cerco di impegnarmi il più possibile, insomma, perché questa società abbia delle continuazioni come fanno fino adesso. Ringrazio anche, ho visto tutti i ragazzini, sono tutti bravi, veramente, mi sono piaciuti, quindi non campioni, devono venire tutti i campioni qua. Altro che scherzi, grazie a tutti. Un piccolo premio aggiuntivo per una squadra di voi che parteciperà alla fase nazionale che si tiene a Coverciano, Firenze, il 16 e il 17 di giugno prossimi. Quindi poi mentre mangiamo diremo qual è la squadra che rappresenterà il Veneto a questa manifestazione nazionale. Poi è pronto il pranzo. Se ci lasciate spazio per cortesia. Mettiti assieme, guardatemi, fermi. Bel cheese. Perfetto. Facciamo un'altra. Certo, consegno una targa e... Pronti, guardatemi, un bel cheese. Un'altra volta, cheese. Andiamo a premiare per la delegazione di Venezia il Real San Marco Edo. Bravi ragazzi, aiutate il mister che sennò non si alza più e possiamo andare. Fermi un attimo. Manca qualcuno? Fermi. Pronti, bei dritti, dai. Ufficiale anche con gli allenatori, chiaramente. Perché qui tutti stretti e lì il buco vuoto? Tirate via, ecco. Oh, pronti? Pronti, guardatemi. Cheese, cheese. Perfetto. Oh, guardatemi, un bel cheese. Bel cheese. Perfetto, grazie. Silenzio, sarò velocissimo. Silenzio, spiegazione. Green card, qualcuno non sapeva questa mattina a che cosa serve il cartellino verde. Guardate che per il settore, perché si riferisce al good play, cioè lealtà in campo, ottimo comportamento, seguire i consigli degli allenatori, degli insegnanti, dei genitori e poi anche, attenzione, good play, cioè buon gioco. Buon gioco, che cosa vuol dire? Una bella parata del portiere, un calcio all'incrocio di pali al volo di prima, un dribbling meraviglioso. Bene, questa mattina chiedo scusa perché con la Moviola siamo riusciti così per oggi a premiare questi. Per esempio, vorrei qui che ha avuto un good play Edi del Calcio Padova. Dov'è Edi? Calcio Padova? Dov'è? Edi? È andato via? No, eccolo, dai Edi, forza! Vieni! Ecco Edi che ritira il premio! Ho il nome attenti di Mattia Sandonaiesolo. Mattia, dov'è? Mattia!
vicinissimo, vicinissimo, ascoltate bene, di un portiere, credo Alessandro, che gli ho dato il fair play. Dov'è Alessandro? Alessandro dovrebbe essere anche lui della Fenarora. No, è lui, sì. Attenzione, si aggiunge, no, ma si aggiunge un passato con i tavoli, con i responsabili incaricato dal settore giovanile, a quanti hanno mangiato in ordine tutto, a quanti mangeranno la frutta e viva, a quanti mangeranno la verdura e a quanti adesso ascoltate faranno bene i compiti per gli ultimi 20 giorni di scuola. Che no, con più ansia. Allora, premesso che per quanto riguarda il nostro cuore, tutti voi dovrete andare a Coverciano a rappresentarci e ci rappresenterete tutti quanti. Chi andrà è come fortunato, nella giornata di oggi ha giocato bene, ma non è stato solo a giocare bene, perché alla fine due squadre avevano lo stesso punteggio, quindi 20 punti, però il regolamento prevede che si qualifichi la squadra che ha fatto più gol. Allora, con un grosso applauso, con un po' di invidia, ma con un grosso applauso, diamo l'augurio di buona manifestazione al Monte Belluna che ha per onore di cronaca, però un grosso applauso va dato sicuramente a tutti, ma anche all'altra squadra che aveva 20 punti, aveva pareggiato lo scontro diretto, ha fatto meno gol e aveva differenza reti inferiore, quindi sono stati bravissimi comunque. Un grosso applauso al Montecchio Maggiore. Grazie a tutti, buona